Perfetti. Buongiorno a tutti, benvenuti qui alla cerimonia di premiazione del premio Francesco Saverio Pavone, che è la seconda edizione. Ricordo che il premio Francesco Pavone, in memoria del magistrato scomparso il 16 marzo del 2020, ha visto una sua prima edizione con la delibera del ormai lontana numero 67 del 2021, come prima edizione, proprio come premio volto a riconoscere e premiare la miglior tesi di laurea in materia di criminalità organizzata, con il fine di promuovere e valorizzare l'opera di informazione sulla presenza e sulle attività delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Questo premio in realtà si colloca, diciamo, nell'orientamento che ha dato questo Consiglio regionale con la creazione dell'Osservatorio della criminalità organizzata. Oggi ho incontrato prima il dottor Granata, ma ci deve essere forse qualche altro componente, adesso non ho visto perché sono arrivato all'ultimo momento, e proprio per significare l'impegno di questo Consiglio regionale per questo tema. Io ho presieduto la prima edizione e ho ritenuto anche di presiedere anche la seconda edizione, perché conoscere i lavori dei giovani e di come interpretano questi fenomeni, io credo che sia veramente molto interessante, molto importante da parte nostra. E poi appunto nella seconda parte, quando presenterò le due vincitrici, vi dirò anche come appunto abbiamo inteso questo lavoro, che è stato un lavoro serio, un lavoro molto articolato. Ecco, infatti devo ringraziare anche la mia struttura che ci ha dato dei mezzi anche per poter lavorare con determinazione, ma anche con un criterio, mi permetto, anche scientifico, perché insomma non abbiamo badato solo al nostro approccio così emozionale, ma abbiamo anche avuto dei criteri che ci hanno permesso di poter scegliere con tranquillità e con consapevolezza le due premiate appunto che oggi festeggeremo. Io do la parola a questo punto alla vicepresidente Francesca Zottis, che prego appunto di intervenire per fare il suo intervento. Prego, Presidente. Grazie al segretario e chiaramente in generale a tutti gli studenti che hanno voluto partecipare a questa iniziativa, e chiaramente principalmente poi alle due premiate. E ringrazio anche quella che è la commissione che ha comunque esaminato e che ha lavorato e che lavora costantemente proprio per riuscire a dare adempimento a quello che è il premio Francesco Saverio Pavone. Quindi ringrazio il segretario generale del Consiglio regionale Roberto Valente, la dottoressa Fausta Bressani, dirigente della direzione Beni e Attività Culturali e Sport della Giunta regionale del Veneto, dottoressa Margherita Carniello, giornalista rappresentante dell'ufficio stampa e comunicazioni del Consiglio regionale del Veneto, il dottor Antonio Massariollo, rappresentante del Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata di Dolo, dottor Alessandro Lotta, dirigente capo del Servizio Attività Rapporti Istituzionali del Consiglio regionale del Veneto, e da ultima, ma con un particolare ringraziamento per l'impegno, ma anche perché ci permette di portare avanti la memoria del marito, la dottoressa Amelia Vergiù Pavone, moglie del magistrato Francesco Pavone, e per il suo impegno costante comunque anche all'esterno di questa istituzione. Il premio è stato è stato in qualche modo ideato nel momento in cui è venuto meno il magistrato, che quindi scomparso il 16 marzo 2020, proprio nella consapevolezza che come istituzione abbiamo il dovere di portare avanti quella che è la conoscenza scientifica, e quella che attraverso la consapevolezza si possono anche aumentare quelli che sono gli anticorpi per sconfiggere quella che è la criminalità organizzata e mafiosa, perché alle volte, ma lo sentiremo,
non c'è proprio quella conoscenza, ma quella percezione di cosa stia succedendo e cosa succeda quotidianamente anche nei territori in cui viviamo. E credo che oggi più che in altri momenti abbiamo bisogno proprio di tenere viva le memorie di persone come il magistrato Francesco Pavone, che erano persone di grandissima credibilità perché avevano posto al centro della propria vita, e quindi non solo il lavoro di per sé ma della propria vita, il principio di legalità, con un livello di integrità morale che è l'elemento insomma, che contraddistingue chi crede fino in fondo e quindi può essere di esempio e di stimolo per noi che siamo nelle istituzioni o per gli studenti o per i giovani, e chi invece magari questo elemento in più, quel quid in più non ce l'ha. Quindi nel ringraziare, il mio auspicio è che questo premio possa vedere non solo la seconda ma molte altre edizioni, e che i risultati diventino poi elementi, diciamo, anche per chi sta dentro l'istituzione, magari di svolta, anche di, diciamo, momenti di cambiamento della legislazione, e per chi sta fuori che noi riusciamo a trasmettere, diciamo, quelli che sono i principi che voi avete studiato e per i quali siete state premiate, perché solo, quindi torno al principio iniziale, solo attraverso questi aspetti allora questo premio non solo avrà senso, ma avrà comunque quella memoria del magistrato sempre viva, e quindi saremo riusciti a compiere il nostro dovere di istituzioni nel nostro quotidiano. Un grazie, e adesso diciamo, continuiamo la nostra, diciamo, il nostro iter di questa premiazione con il video proprio della figura del magistrato Francesco Saverio Pavone. Grazie. Io prima di essere pubblico ministero sono stato giudice istruttore, e quindi proprio in quella funzione ho avviato le indagini sulla mala del Brenta, la cosiddetta mafia del Brenta, iniziata questa indagine nel 1986 e conclusasi nei primi mesi del 1993. È una sentenza storica, ma questo lo dico non per una questione di vanto personale, ma è una sentenza storica perché per la prima volta la Corte di Cassazione ha riconosciuto l'esistenza di un'associazione di tipo mafioso in una regione diversa da quelle tipiche della mafia, vale a dire Sicilia, Calabria, Puglia e Campania, e soprattutto formata da soggetti non provenienti da quelle regioni. Quindi sotto questo profilo, in questo senso, è stata una sentenza storica ed è stata mantenuta ferma anche nei successivi gradi di giudizio, laddove in tutte quelle propaggini che in cui si è svolta tutta l'attività processuale. Sostanzialmente è stato un processo molto impegnativo perché si trattava di operare intanto in un ambiente molto omertoso, tipico di quello proprio mafioso, e soprattutto perché è stata un'indagine complessa, più che altro per aver dovuto mettere insieme come una sorta di puzzle tutta una serie di fatti e circostanze che, visti in maniera smembrata, facevano intendere, facevano capire qual era la provenienza delittuosa, ma non era mai stata chiarita in sede processuale. Quindi sostanzialmente è stato un impegno gravoso, e lo dimostra il fatto che nonostante tutto e nonostante ci siano stati, parlo del primo processo Maniero, ci siano stati oltre 100 arresti, è stata un'indagine che è durata oltre 5 anni. Beh, io ringrazio molto l'ufficio stampa per essere riuscito a trovare questo video, questo documento. Io credo che sia molto importante, e molto importante non solo per noi che l'abbiamo conosciuto, ma ritorno sempre, è importante soprattutto per i giovani, per chi è premiato, per chi capisce, a volte si intitolano i premi e non si sa, sì, si sa qualcosa, ma vedere anche con un video, con
la persona che racconta quello che ha fatto, racconta il suo impegno per la lotta contro la criminalità. Io credo che quando me l'hanno detto, io non ho mai visto questo video, l'ho visto adesso, devo dire che mi sono un po' commosso, perché appunto anche era un video del 2018, non era un video tanto antico, e quindi era diciamo, il dottor Pavone che purtroppo 2 anni dopo ci ha lasciato, quindi insomma lo abbiamo visto ancora presente tra noi. Credo che a volte la tecnologia ci aiuta anche a rendere appunto ancora vive queste persone nella nostra memoria. Io pregherei a questo punto la signora Amelia Vargiu Pavone di venire qua e fare il suo intervento. Grazie. Prego. Buongiorno. Ancora prima di iniziare a leggere queste poche parole che ho scritto, vorrei dire qualcosa che mi viene proprio dal cuore. Quanto fortunata sono stata a incontrare una persona così brava. Che anche da morto continua a darci soddisfazioni, e mi fermo qua. Allora, buongiorno a tutti. Ringrazio il Consiglio regionale nella figura del vicepresidente Francesca Zottis e il dottor Roberto Valente, segretario generale, e tutti coloro che sono venuti per partecipare a questa cerimonia e onorare con la loro presenza la memoria del magistrato Francesco Saverio Pavone. Il premio a lui intitolato è stato istituito dal Consiglio regionale con la collaborazione del Centro di Documentazione d'Inchiesta sulla Criminalità Organizzata nel Veneto di Dolo, a lui intitolato, per valorizzare tra i giovani la figura di mio marito, che con tenacia, intelligenza ed equilibrio ha lottato contro la malavita organizzata, la mala del Brenta e le mafie del Veneto, perseguendo un ideale di giustizia e di civiltà. Cari giovani, non abbandonate mai le vostre convinzioni di giustizia, come centinaia di volte ripeteva lui nelle conferenze che teneva nelle scuole e nei numerosi incontri presso i comuni e le sedi istituzionali cui era invitato. Un percorso non facile, come quello di mio marito, che quando cominciò a parlare di mafia nel Veneto fu deriso e considerato un visionario, purtroppo anche da alcuni colleghi. Ma lui non venne mai meno ai suoi principi di intuizioni, raggiungendo i risultati che tutti oggi gli riconoscono. Nel Veneto, terra di gente operosa ed onesta, non poteva lignare la mafia. Questa era la diffusa convinzione che è stata purtroppo smentita dai fatti, come si evince dalla tesi della dottoressa Palua e come tutte le indagini del giudice Pavone hanno svelato. Era un uomo che, pur consapevole dei rischi che il suo lavoro comportava per sé e per la sua famiglia, non ha mai voluto rinunciare a perseguire quello che in coscienza ed in cuor suo sapeva che era giusto fare con rigore e serietà. Permettetemi una citazione. Se cerchi la giustizia, la raggiungerai e la potrai indossare come un manto stupendo. Siracide, capitolo 27, versetto 8. Indossare la giustizia? Penso che questo versetto del Siracide possa ben addirsi a Franco, che era capace di indossare quel manto con grande naturalezza tutti i giorni e con semplicità. Non era infatti per lui una veste da indossare all'occorrenza e poi deporre, perché la fedeltà alla verità e alla giustizia era per lui la ragione di vita.
un vero uomo delle istituzioni, guidato da altissimi valori civili. Non venne mai meno al suo ufficio nemmeno quando lui e la sua famiglia subirono concrete minacce che giustificarono per ben 17 anni l'assegnazione della scorta a lui e dei componenti della sua famiglia. Comunque, desidero condividere con voi questo mio sentimento. Non porto alcun rancore nei confronti di coloro che invece di essere solidali con noi ci hanno isolato e fatto del male. Voglio pensare che sia stata solo la paura la causa di questi atteggiamenti negativi e sgradevoli. Riguardo il concorso, quest'anno ci siamo trovati di fronte a 2 elaborati eccezionali che per motivi diversi mi hanno molto toccato. Pertanto diamo alle 2 dottoresse Giordana Pepè e Valentina Pallua tutti gli onori che meritano. Grazie signora per la sua testimonianza. Adesso invito a prendere la parola il dottor Pierluigi Granata, membro dell'Osservatorio per la criminalità organizzata di questo Consiglio regionale. Prego, dottore. Buongiorno a tutti, sono molto onorato di essere presente oggi in questo contesto che coinvolge dei giovani studiosi. L'importanza dello studio delle mafie è stato riconosciuto anche da molti magistrati della Procura Nazionale Antimafia. In particolare, tempo fa mi pregio di ricordare un'affermazione molto importante che ha fatto il dottor Kerchi. Purtroppo i magistrati, per ovvi motivi metodologici, hanno una conoscenza limitata del fenomeno mafioso e questo purtroppo può influire sulla prevenzione e soprattutto sul contrasto alla criminalità organizzata. E lo stesso dottor Kerchi ha rivolto un invito: abbiamo bisogno di conoscere i fenomeni mafiosi, abbiamo bisogno dell'attività degli studiosi esterni alla magistratura. Per cui questo approccio interdisciplinare alla prevenzione e al contrasto della mafia diventa sempre più essenziale e improcrastinabile. Quindi ben vengano questi studi, ben venga il premio Pavone, che funga da incentivo a questa tipologia di studio che sicuramente potrà servire all'azione preventiva e repressiva dello Stato. In particolar modo, come osservatorio, noi acquisiremo queste 2 pregevoli tesi di laurea, perché ci serviranno per elaborare la relazione finale che la legge prevede a fine mandato. E sarà importante il risultato delle tesi per inquadrare la situazione del fenomeno mafioso nella regione, che purtroppo è presente, ben radicato, come riconosciuto dalle sentenze e dalle stesse inchieste della magistratura, ma nel contempo è sottovalutato, è sottostimato. E questo è un problema che ci investe come osservatorio, ma che investe le istituzioni pubbliche, soprattutto la Regione, perché in virtù della legge 48 del 2012 deve portare avanti un'opera di sensibilizzazione sul tema della presenza mafiosa nella Regione, affinché gli stessi cittadini del Veneto prendano contezza dell'esistenza del fenomeno, perché è soltanto riafformando certi valori della legalità, certi principi di comportamento, si riesce a prevenire il fenomeno mafioso, perché come riconosciuto da valenti magistrati, l'azione repressiva dello Stato non è sempre sufficiente per debellare questo male che è incitato nelle varie regioni d'Italia, anche in questa che non è immune. Grazie, quindi un invito ancora ai giovani laureati affinché possano portare avanti questo tipo di studio, che è importante perché non è che rimane confinato nell'accademia, ha un riflesso, ha delle conseguenze importanti di natura pratica, ripeto, per la prevenzione e la repressione del fenomeno. Grazie.
Bene, adesso procediamo alla parte, diciamo così, di premiazione. Io devo però, diciamo, come vi avevo detto, un po' spiegare come sono avvenuti i lavori di questa commissione giudicatrice, la quale si è riunita ben 3 volte. Nel corso delle sedute sono state svolte attività quali la verifica dell'istruttoria compiuta sugli elaborati in merito alla completezza della documentazione, il riscontro in merito all'attinenza al bando e la determinazione in relazione alla procedibilità ai fini della valutazione degli elaborati, il confronto sui criteri di valutazione da applicare ed ancora a questo si aggiunge poi ovviamente il lavoro individuale che ciascun commissario ha provveduto ad analizzare e a valutare in perfetta autonomia. A fronte di ciò, i lavori della Commissione poi si sono conclusi l'8 di maggio e noi abbiamo dovuto aspettare la fine anche un po' della par condicio perché non potevamo appunto prima svolgere questa cerimonia, infatti proprio al termine della par condicio abbiamo voluto onorare questa cerimonia. E pertanto sulla base di criteri di rigore metodologico e di qualità ed utilizzo delle fonti, di chiarezza espositiva e di urgenza dei contenuti, siamo arrivati alla selezione delle 2 vincitrici e devo dire che siamo stati tutti d'accordo nel premiare, anche se diciamo avevano anche un'impostazione diciamo diversa, una un po' più diciamo localizzata sul territorio, un'altra che aveva un grande respiro, una grande diciamo tesi, erano anche diciamo lavori diversi perché una era una tesi di dottorato, l'altra una tesi di laurea, però erano tutte e 2 ben fatte e quindi pertanto la Commissione ha ritenuto di premiarle entrambi. Diciamo poi il lavoro è stato quando si fa parte di una commissione il lavoro di scelta è facile, ma diciamo altrettanto diciamo delicato, complicato, e io ci tengo sempre che questa parte sia molto appunto curata, è nella motivazione del premio. Quindi io adesso chiamerei prima una premiata e contemporaneamente chiamerei un membro della commissione a leggere la motivazione. E allora chiamerei la dottoressa Fausta Bressani, che appunto è la dirigente della direzione cultura della giunta regionale, a leggere la motivazione della dottoressa Valentina Pallois e prego anche la vicepresidente Zottis di volere poi consegnare il premio. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutti. Complimenti alle premiate. Leggo la motivazione del premio della dottoressa Valentina Pallua. La tesi offre un'efficace rappresentazione del radicamento della criminalità organizzata in Veneto e un'indagine sulla percezione di tale fenomeno, con particolare attenzione all'atteggiamento della società nei confronti delle diverse tipologie di reato. Sono stati messi in evidenza, alla luce delle varie forme di criminalità organizzata, i diversi atteggiamenti assunti dalla società, quali l'omertà, l'accettazione del fenomeno o il riconoscimento del ruolo di vittima. In questo senso, lo studio condotto e la tesi elaborata costituiscono una visione interessante ed insolita.
e adesso invito l'altro componente della commissione, il dottor Alessandro Rota, dirigente del servizio attività e rapporti istituzionali, a leggere le motivazioni della premianda Giordana Pepe, dottoressa Giordana Pepe. Prego. Allora, la dottoressa Pepe, con la tesi di dottorato Associazione delinquere e criminalità organizzata straniera nell'ordinamento italiano, scenari attuali e prospettive de iure condendo, viene conferito il primo premio con la motivazione che leggo per conto della Commissione. La tesi è molto ben redatta e costituisce il frutto di un lavoro ampio e approfondito. Oltre a riferimenti puntuali alle casistiche presenti in Veneto, la tesi, attraverso una ricca analisi delle fonti normative e della bibliografia esistente, offre non solo un'interessante chiave di lettura dei fenomeni in essere, applicabile anche al nostro contesto regionale, ma anche uno strumento di lavoro funzionale ad una migliore comprensione e classificazione dei fenomeni di criminalità organizzata. E congratulazioni. Allora, io, visto che c'è la dottoressa Pepe qua, io pregherei di spiegare un po' il proprio lavoro. Ecco. Tanto le faccio le congratulazioni. Prego, dottoressa. Allora, buongiorno a tutti e ancora una volta grazie a tutti per questo riconoscimento di cui sono davvero onorata. Vi dirò giusto 2 parole sulla mia tesi. Innanzitutto perché la scelta di questa tematica, naturalmente per interesse personale, poi perché era inserita in un contesto di dottorato presso l'Università Bicocca chiamato Law and Pluralism, cioè diritto e società plurale, quindi questo percorso ha l'obiettivo di studiare e analizzare i conflitti, le sfide che si pongono nell'odierna società sempre più multiculturale e multietnica. Quindi, incuriosita da alcune letture che avevo fatto, ho deciso di concentrare la mia ricerca su questo fenomeno delle mafie straniere cosiddette. E cosiddette perché il problema qual è? Proprio quello di comprendere se possano definirsi mafie nel senso stretto giuridico del termine, anche però dal punto di vista socio-criminologico, o più genericamente come criminalità organizzata. E questo dal mio osservatorio, che era quello del diritto penale, quindi da un punto di vista prettamente normativo, è importante perché la conseguenza poi è l'applicabilità o meno dell'articolo 416 bis. Peraltro abbiamo sentito prima che è un tema che non è nuovo, si è già diciamo posto sia per fenomeni diversi dalle mafie tradizionali come mafia Camorra e 'Ndrangheta. Ad esempio si era posto per la Sacra Corona Unita in Puglia e per la Mala del Brenta. Infatti abbiamo sentito prima che è stata la prima volta che con l'indagine del magistrato Pavone si è applicato e si è riconosciuta la qualificazione di associazione di tipo mafioso ai sensi del 416 bis ad un'organizzazione nuova, diversa da quelle storiche, non operanti al sud. Quindi questa è stata la mia ricerca, quindi comprendere come operano queste organizzazioni straniere, che tipo di differenze anche ci possono essere rispetto ai fenomeni tradizionali, con un paragone peraltro con altri fenomeni appunto simili come quello delle mafie al nord, perché sappiamo che poi le associazioni mafiose tradizionali si sono spostate in tutti i territori del nord e anche all'estero, ponendo quindi lo stesso problema di qualificazione, e poi l'obiettivo è stato quello di arrivare anche a una conclusione, a una riflessione sulla necessità di un'eventuale riforma, quindi magari di una introduzione di una fattispecie di reato capace di descrivere maggiormente questi fenomeni nuovi che possono insorgere di criminalità organizzata, diversi da quelli tradizionali che operano col metodo mafioso come definito nel 416 bis, che è molto vincolato alle caratteristiche socio-criminologiche del fenomeno del Sud. Quindi questo è stato il lavoro, vi ringrazio molto
sono molto contenta che sia stato apprezzato e niente, concludo dicendo che al di là poi del riconoscimento è sempre bello partecipare a manifestazioni come questa che ci consentono di riflettere e discutere insieme tra diverse generazioni, sempre con l'obiettivo di promuovere la cultura della legalità. Quindi grazie ancora e buona continuazione. Invito adesso la seconda premiata, la dottoressa Valentina Pallois, di venire a spiegare il proprio lavoro. Buongiorno, grazie a tutti quanti. Sono abbastanza emozionata perché comunque è sempre bello avere il riconoscimento per il proprio lavoro, soprattutto quando il lavoro è stato impegnativo, perché non lo nascondo, è stato veramente impegnativo. Io ho scelto di fare la tesi in mafia e processi di vittimizzazione, che è stato il corso della mia seconda magistrale più interessante, quindi il motivo della scelta della tematica è per interesse personale. Purtroppo però ho dovuto fare i conti anche con le risorse che avevo sul territorio. Purtroppo io, lavorando e studiando, non avevo grosse possibilità per fare altri tipi di ricerca, quindi ho pensato di fare una ricerca qualitativa andando, essendo io veneta, proprio sul territorio. È stato molto interessante perché purtroppo, come abbiamo sentito anche dai discorsi della signora Pavone, la percezione del fenomeno mafioso in Veneto ancora è molto distante da quello che possiamo definire sufficiente. Possiamo quasi definirlo un livello di omertà, ma perché forse non c'è sufficientemente conoscenza, perché io sono fermamente convinta che di mafia non si parla mai abbastanza, né in Veneto, né al Meridione, né al centro Italia. E quindi con il mio lavoro ho provato a parlarne un pochettino in un modo diverso, con un'impronta più sociologica. E fortunatamente qualcosa ho ottenuto, insomma, e vi ringrazio ancora tutti quanti. Bene, allora abbiamo così premiato queste due vincitrici, ma chiudiamo questa nostra cerimonia ricordando che anche commemoriamo sempre il dottor Pavone, quindi l'ufficio stampa ci fa un altro regalo su un altro documento video del dottor Pavone. Grazie. La mafia, tra le varie attività criminali, ha anche quella di potersi inserire nei gangli della pubblica amministrazione. Per fare ciò e per raggiungere i propri interessi personali, ovviamente intesi come interessi criminali, si avvale molto della corruzione, perché solo così, ottenendo, come dire, la connivenza di pubblici ufficiali e di pubblici amministratori, può meglio realizzare le proprie finalità. Il problema non è tanto quello di fissare delle pene molto alte per la corruzione, che è un reato sicuramente molto grave, uno dei reati più gravi secondo me del codice penale. Il problema è fare effettivamente scontare le pene a chi viene condannato per corruzione, cosa che purtroppo in Italia non avviene. Se uno osserva, senza entrare nei particolari dei processi, tutte le condanne per corruzione, vedrà che tutti questi politici, pubblici amministratori, funzionari pubblici, quando vengono colpiti da provvedimenti restrittivi sono sempre malati e non possono stare in carcere, roba del genere. E quindi questo fa sì, e questa consapevolezza di non finire mai in carcere comporta una sorta di impunità di fatto, perché tutti si sentono tranquilli. Un provvedimento, secondo me, efficace sarebbe quello di confiscare i beni di chi risulta essere corrotto. Un'ultima connotazione: noi osserviamo che in Italia i corrotti per reati di questo genere in carcere sono qualche decina, mentre per esempio in Germania, che è un paese sotto questo profilo molto più serio, vedo che ci siano 7-8 mila persone condannate ed in carcere per reati di corruzione.
molto interessante queste sue riflessioni. Bene, allora concludiamo questa cerimonia. Io do appuntamento al prossimo anno, alla terza edizione. Adesso chiedo un attimo di fare una fotografia con la commissione, la vicepresidente e la signora chiaramente Pavone, e poi siete tutti invitati in buvette per un brindisi. Grazie.